Seconda corsa, una prova per 3 anni non vincitori di 5.000 euro nella carriera. Prova inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, sono in 12 partecipanti, con favorito il numero 2 di Don Robin con Antonio Di Nardo. Si va in partenza l'1 Dealight, 2 Don Robin, 3 Darius, 4 Dai Kronos, 5 Diana Maker, 6 Daytona K, in seconda fila 7 Daisy del Duomo, 8 Buenavista BR, 9 Darling Lady, 10 Daikiri DC, 11 Diogene, 12 Dancing Queen Font. L'allenamento va a completarsi, parte con cautela dall'11 Diogene, l'autostart inizia a prendere velocità, si ritrae Daytona e K e si parte con la velocità da parte di Diana Maker che va al comando nei confronti di Dai Kronos, mentre velocissima dal 12 Dancing Queen Font che punta in avanti, seconda pariglia esterna per Daikiri DC, mentre il favorito Don Robin naviga a centrogruppo in sesta posizione. Si vanno a completare i primi 200 metri di corsa con Diana Maker che fa capire di voler correre al comando. C'è 14,8 per i primi 200 metri di corsa. Dai Kronos cerca di serrar sotto per non dar posto a Dancing Queen Font che rimane allo scoperto dopo 400 metri in 29. E così Diana Maker a gran ritmo al comando. All'esterno Dancing Queen Font, lungo la corda c'è Dai Kronos, in pariglia esterna sempre Daikiri DC che precede Don Robin, i due più attesi sono in seconda e terza pariglia, poi in terza posizione all'interno Darius, ancora Buenavista BR. Muove in terza corsia ora Andrea Farolfi con Daikiri DC, dopo un giro in 59,7 prova ad aggirare Dancing Queen Font, è seguito nelle azioni da Don Robin che pedina passo passo Daikiri DC al chilometro, che se ne va ora in 1.15.1. Diana Maker in vantaggio, Daikiri DC al suo esterno che viaggia bene, poi Don Robin, ancora Dai Kronos, quindi Darius e Buenavista BR. Va in terza corsia Don Robin per anticipare i tempi e andare all'attacco di Daikiri DC che nel frattempo si è sbarazzato di Diana Maker che è stanca, passa in terza posizione Dai Kronos. Don Robin attacca Daikiri DC che prova l'estrema difesa a 200 metri dalla conclusione, la piegata passata in 15,4. Don Robin che tende a passare nei confronti dei Daikiri DC. Don Robin che nel finale si mantiene in netta evidenza. Don Robin che vince nei confronti di Daikiri DC, al terzo posto Dai Kronos. C'è 31 la chiusa, 1.14.8 il ragguaglio cronometrico per Don Robin. Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, la scuderia Robin, un figlio di Royal Blessed e Nastasia B, mamma importante per Don Robin che porta a casa la vittoria in percorso in pariglia nel finale. Domina nettamente Daikiri DC e Dai Kronos, 2.10.4 l'ordine d'arrivo della seconda